C'è un nuovo profumo che si respira nell'aria di Taormina, quella della brace, della passione, della cura nella scelta della carne. Il tipico odore di una steakhouse che ormai ha raggiunto grandi livelli. Sicilia Magazine questa sera vi porta a conoscere la nuova apertura di Chilogrammo che si trova in via Giardinazzo numero 1 nel cuore di Taormina. Un'azienda dall'eccellenza siciliana, un'azienda che fa parte dei 50 ristoranti steakhouse più importanti d'Italia. Un sogno che si realizza per i ragazzi di Chilogrammo che aprono qui a Taormina. Ed è un sogno che non è solo loro, è un sogno che diventa una realtà e che contribuisce a fare di Taormina, della Sicilia in generale, un luogo in cui sempre di più si punta sulla qualità, sull'eccellenza. Questi ragazzi hanno avuto coraggio in un momento delicato e difficile di fare un investimento e di puntare sulla qualità della cucina, sulla qualità del servizio, e in questo modo la Sicilia conquista nuovo spazio. Allora sono qui per augurare a loro buona fortuna, e la loro fortuna deve essere la fortuna di tante altre iniziative in tutta la Sicilia, da Palermo a Siracusa, in cui puntiamo sulla qualità, in cui con la tradizione della nostra cucina, con la forza della nostra fantasia e con la bravura dei nostri ragazzi diventiamo numero 1 in Europa. Grazie intanto di tutto, grazie a tutti i signori che sono qui con noi, siamo felici di questo successo e soprattutto del traguardo che abbiamo raggiunto. Non ce l'aspettavamo, ma con tanta fatica e tanto lavoro ci siamo riusciti. Ringrazio ancora tutti e grazie soprattutto ai nostri clienti che ci danno fiducia e spero che ci raggiungano anche qui a Taormina. Avendo trovato Placido ed Alessandro e li abbiamo voluti fortemente qua, abbiamo voluto credere veramente a dare una realtà che qui realmente a Taormina mi sono resa conto che manca, perché ormai è vero, siamo tutti uguali, pesce, però secondo me creare insieme a Alessandro e a Placido, che già loro sono fondatori della carne, devo dire che io vado molto a Catania a cenare da loro, ho pensato di proporre questo progetto e devo dire che loro mi sono stati a fianco, quindi abbiamo creato e voluto fortemente la Chilogrammo qua a Taormina. Questo è solo l'inizio, vediamo un attimo, spero che i nostri clienti crederanno in noi, alla nostra qualità che veramente qui a Taormina penso che saremo gli unici. Il Chilogrammo nasce per gioco, è stata una scommessa che Placido ha voluto portare qua a Catania, perché appunto è una delle prime steakhouse, un progetto completamente nuovo. Oggi ci ritroviamo che non siamo solo una grande azienda, ma siamo una grandissima famiglia. Ci sosteniamo nei momenti quelli brutti e quelli belli e sono veramente felice e orgogliosa di mio marito. Abbiamo fatto tante ricerche in questi anni di apertura ed oggi siamo arrivati ad un wagyu particolare che è messo tra i 5 migliori che ci sono in Giappone. Come tutti i wagyu ha un'ottima marmorizzazione, un ottimo grado di marezzatura, ma a differenza degli altri questo ha più gusto. Diciamo che sviluppa subito l'umami in bocca, dà molto sapore, dà la massima espressione della carne. Qua siamo proprio sui top. Secondo me è un azzardo, ma al mio palato è ancora più buono di quello di Kobe. Chiunque abbia assaggiato della carne giapponese e non ha mai assaggiato questa noterà subito la differenza, perché l'Asia è buona, è stupenda, è top, ma questa ha una marcia in più. Chilogrammo, un vero tempio del sapore dove ogni taglio ha una storia e ogni piatto diventa un'esperienza sensoriale.